Edizione 2012 di Polesine Cultura da gustare, la rassegna di cultura gastronomica curata dalle classi quarte dell'Istituto Alberghiero Cipriani di Adria, che anche ieri sera ha fatto il pieno di posti a tavola. Vediamo. Il progetto Polesine Cultura da gustare ha come obiettivo la valorizzazione dei prodotti e delle risorse turistiche del Polesine. Allora, professor Manca, i protagonisti di questa serata, oltre ovviamente al pesce azzurro, sono i ragazzi della quarta A, quarta E e quarta D. Qual è stato il percorso che i ragazzi hanno compiuto per arrivare poi stasera alla terza serata di Polesine Cultura da gustare? Ecco, assieme anche alla quarta B turistico c'è un percorso di studio del territorio, dove sono andati nelle aziende, sono stati nel mercato ittico di Pila a conoscere quelle sono le problematiche, le tecniche di vendita del prodotto, riconoscere il prodotto, perché stiamo parlando di pesce azzurro. Il tema odierno è quel pesce povero ma ricco dal punto di vista nutritivo, povero nell'economia così del pescatore, però gratifica enormemente il gusto. Infatti noi stasera le presenteremo ai nostri commensali dei piatti che hanno come fondamento le alici, le sarde, le acciughe. Faremo assaggiare poi lo sgombro, il tonno, che lo consideriamo un po' il principe, se vogliamo, del Mar Adriatico, assieme alla ricciola. La ricciola l'abbiamo utilizzata per dei ravioli, quindi abbiamo presentato una cosa un po' diversa. È un percorso molto bello, quindi potersi confrontare con un pesce povero che dà ricchezza di sapore è una cosa che presumo ai commensali piacerà molto. Noi abbiamo nel titolo già tutto un insieme di elementi, Polesine cultura da gustare, una cultura proprio da gustare non solo con il palato, come adesso sta accadendo alle nostre spalle, ma anche con altri sensi, che quindi sono la vista, sono l'udito, sono l'olfatto. I ragazzi sono andati direttamente proprio a conoscere questa realtà e lo abbiamo visto anche dalla mostra fotografica che ha aperto la serata. Certo, abbiamo dato uno spunto, il nostro input è il tema, poi da settembre i ragazzi hanno iniziato un percorso di ricerca attraverso l'uso delle immagini piuttosto che delle parole, ricercare testimonianze e quindi l'espressione culturale è proprio portare alla conoscenza delle generazioni più giovani un mondo che fino a ieri probabilmente era poco conosciuto. I ragazzi hanno avuto modo di fare un piccolo corso di fotografia e all'interno successivamente si sono elaborate delle fotografie proprio in maniera autonoma e autentica su tutto il territorio. Questo aveva lo scopo proprio di riscoprire sia il Delta del Po dal punto di vista dei servizi turistici e della particolarità turistica che ricopre e poi anche all'interno, come vedete, di antiche casoni e antiche case rurali della zona. Perché abbiamo fatto questo? Soprattutto innanzitutto perché i ragazzi conoscano bene il loro territorio, la preziosità e la particolarità che questo Delta del Po ha, perché saranno loro i nostri futuri ambasciatori in un domani della preziosità del nostro Delta del Po. Quindi saranno loro che in maniera proprio, un domani, in maniera particolare, riscopriranno dal punto di vista turistico l'aspetto prezioso che ha il Delta del Po. E proprio il Delta del Po sarà il protagonista con i suoi molluschi e marinati ed altre specialità della quarta ed ultima serata di Polesine Cultura da gustare, prevista per martedì 17 aprile.